Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, finalmente siamo su Motorsport Manager, il Comendone che è la Ferrari su Formula 1 2016, adesso vuole prendere il controllo di una scuderia e diventare il Flavione Briatore della situation. Ok, allora, inizia la carriera col tutorial, yes, tempo di sessione medio perché c'è un 30-40 giri, va bene, simbolo Eurus, formato data, giorno, mese, anno, salvataggio automatico, sì, continua. Ok, allora andiamo con il nostro nome e cognome. Ok, yes, ok, allora giorno 11 February 88, il cume è un vecchiaccio maledetto. Ok, continente Italia, nazione Italia. Ok, allora ex pilota molto rispettato dalla tua sola presenza nella morale dei piloti. No, ex ingegnere, no. Asso della finanza, no. Politico, i tuoi contratti nel mondo della politica. I tuoi contatti nel mondo della politica fanno sì che le tue opinioni abbiano un peso maggiore all'interno della Global Motorsport Association che ti consentirà di piegare le regole dello sport a tuo favore. Sì, sì, sì. Voglio fare il politico, Fe. Il come porco. Maschio. Carnagione. Tipo di capelli. Questi. Biondo. Barba e baffi. No. Senza occhiali. L'occhialino ci sta, ok. Qua è tutto giusto, vediamo se ci sono spazi che mi dà fastidio. Ok. E ok, sono abbastanza gasato ragazzi, sto gioco l'aspetto da non so quanto. Ok, ma non posso cambiare la faccia. No. Va bene così, un bell'uomo, signori, un bell'uomo. Ok, continua. Buono. Allora, questo è il World Sport Campionato Mondiale di Automobilismo, quindi è l'equivalente della F1, 16 gare. Questo è, perché ho giocato molto la versione Android, ragazzi. Supercoppa Asia Pacifico e Europa Racing. Ok. Devi partire da questo. Regole. Tu. La strada. Qua. Safety car. Ok, vabbè, ciao. Allora andiamo con la European Racing, perfetto. Molto bene, già godo. Oh, allora qua, perfetto, abbiamo. Io devo partire con una scuderia media, non magari la altissima, se no magari. Anche perché le aspettative sono più alte. Avete previsto primo, il livello pressione è alto. No, no, questa cos'è la Force India dell'Europe? Guarda che bello però. In inglese, Eastwood Motorsport. Pressione alto. Russia. Brasile. Pressione alto, cazzo. Ecco questa da finlandese, questa qua finlandese, fai. Dopo canadese, cinese, China, questa Madonna però è alta, cazzo, eh. Questa ha tanti budget, questa è 1000, inglese, no, questa no, e questa no, beh, Predator e ZRT direi anche no. Allora, questa è media inglese, 1 milione di budget medio, a livello pressione, ottavo il piazzamento, China, settimo medio, questa è buona cazzo, però cominciare con un team cinese non mi ispira molto.
canadese, questo però è tanto basso qua, ai piloti alti, questo è il quartier generale, lo staff, sponsor, però i piloti e la macchina comunque non male. C'ho questa finlandese, purtroppo, che purtroppo c'ha lo staff, quartier generale di merda. Questa è un po' più bilanciata, però pressione alto. Allora, o Finlandia o Canada, vabbè, Canada, vabbè. La Vexala non è più la stessa da quando il manager precedente ha ceduto il posto, caposalente in gamba, fonte ispirazione per la squadra. Il nuovo capo della squadra essere alla sua altezza. Secondo me questa c'è posizione prevista quinta. Cinesi invece settimi, vabbè, cambia poco. Medio. La Cina. Che cazzo. Vado in Finlandia, vado di Finlandia, però c'è il quartiere generale, lo staff fa veramente cagare, ok. Però soldi tantissimi, molto bene, e piloti e macchina comunque non negativa rispetto alla Cina, vediamo, no, no, no. Vai in Finlandia, pressione medio, piazzamento quinto, 3 milioni. Ok, figlio, mi devi partire così, ciao. E si parte, e si gode. Non mi sto gasando troppo, figlio. Adesso questi mi buttano subito in pista. Che bello, figlio. Guarda che roba. Prima tappa del mondiale, figlio. Prima tappa. GP del Mar Nero, Russia. Quindi cos'è? Soci praticamente. E si gode, madonna che bello gioco aspetto da una vita, figlio. Mamma mia. Ok, turno 1 di 10. Ok, sì, non arriverò mai. Vedi, qualcosa il villaggio olimpico questo, forse. Perché chiaramente non hanno i diritti per le cose ufficiali, ma fotte sega, sinceramente. Cioè, questo gioco è bello per tutti gli aspetti in più che ha. Ok. Domenica, Mar Nero, tempo previsto sole. Obiettivo ottavo superiore. Non ce la farò mai. Sì che qua ti buttano subito in gara, cioè panico, panico totale. Ok, leggenda dell'automobilismo Roger. Ciao Roger, questo tutorial ti insegna i fondamentali. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Questi sono due piloti a portare la gloria. Mi sono stati più punti guadagni. Che poi non c'è neanche difficoltà in questo gioco, come Football Manager, figata assurda. Su di loro cliccando sul loro ritratto. Ok, qua abbiamo Vanan e Antonov. Ok, uno e due. Ok. Lo spettacolo può avere inizio. Attenzione, terza luce rossa, quarta, quinta! E si parte su un tutorial, quindi è chiaro che... Guarda Vanan, me lo godo Vanan. Buono, allora ok. Allora, questo cominceremo a dire pilota cosa fare. Prima vediamoci un attimo il panorama. Trascina con il tasto sinistro del mouse. Ok, ok, buono. Ci siamo? Ok. Bene, diamo qualche istruzione del pilota. Questa strategia dei piloti sono tre cose importanti. Allora, le gomme, il carburante, l'intensità. Ok. Ok. Allora, sette di gomme. Diciamo sicuramente più complesso rispetto alla versione Android. Allora, un set di gomme fresche 100%, ok, vabbè, chiaro. Quando i pneumatici sono molto consumati, la vettura, quando i pneumatici sono al 100% vanno bene, quando sono consumati no, fin qua che siamo, insomma. Ok, carburante, perché questo campionato prevede rifornimento, ok, vabbè, insomma, cose abbastanza semplici. Cambiamo lo stile di guida del pilota nel pannello strategia. Ok. Ok. Vabbè, chiaramente, ok, allora se lo stile, più aggressivo è lo stile, più consumiamo le gomme, fin qua ci siamo. Quindi attacco stile di guida e alta qua. Ok, alta, questo è per il motore, chiaramente più usiamo il motore più consumiamo carburante, anche fin qua che siamo, insomma. Ok. Ah, qua posso fare l'ordine di scuderia, lascia passare l'altro pilota, ok, va bene.
Ok. Questo però Vanan. Mettiamo neutrale e media per il momento, non voglio farlo consumare troppa attenzione, qua ci arriva già il sorpasso, molto bene. A giocare con il tempo, possiamo fare una pausa e riprendere. Ok. Premi il pulsante gioca. Posso far accelerare il tempo. Velocità normale, velocità rapida, velocità molto rapida. Queste cose c'erano già, c'erano anche su quello Android. Ok. Quindi faccio così, così, ok. Andiamo un po' pianino qua. Antonov sta spingendo a cannone. Adesso possiamo fare con Vanan. Mettiamo al massimo, però il carburante è alto. Dai, proviamo così. Siamo tredicesimi e quattordicesimi, ragazzi. Mamma mia. No, undicesimo Antonov, però sta tipo morendo. Ok, guarda che bello, ciao. Me lo godo troppo sto gioco. Siamo undicesimi e diciassettesimi. Le gomme sono proprio consumate. Ah, di Vanan. Ok. Ok. Ah, perché qua chiaramente qua è un po', diciamo, è un tutorial, quindi un po' preimpostato, diciamo che sta già consumato le gomme, porca troia. Vabbè, sosta i box. Ok, vabbè, lo stint, queste cose qua le sappiamo. Ok, ok, va bene. Montiamo queste gomme qua, ok, montiamo queste, che queste mi danno carburante. Ok, allora il carburante. Ok, ho capito. Eh, allora, condizioni. Allora, ok, questo è chiaramente per cambiare i componenti, che sono tutti messi bene. Ok. Ah, devo ripararlo per forza? Vabbè. Strategia pit stop. Ah, ok, qua posso fare sicura, veloce e neutrale, quindi vabbè, facciamo sicura, così sei un po' più lenta, però rischio di meno. Ricona pit, ricona... ok, perfetto. Va bene. Qua però, vabbè, qua teniamolo così intanto, undicesimo, Anton non me lo godo, sinceramente. Una vana non è distrutto, praticamente è un uomo concluso. Questo pannello, ok, allora praticamente se c'è quest'icona vuol dire che qualcosa nel pit stop è andato male, va bene. Seguiamo qua la sosta. Tutto a posto. Qua devo per forza fare il cambio, vabbè, questa è roba non l'avrei mai fatto il cambio della 35, però vabbè, insomma, pazienza. Antonov 14esimo, fai crisi per l'auto. Le 9 gomme sono montate, ok. Condizione il cambio, perfetto, molto bene. Questi sono i settori, verde se migliora la prestazione, bianco se non migliora, fucsia, come dice il buon Vanzini, se il giro record, sappiamo. Porto giro attuale con il migliore del pilota. Vabbè, queste cose insomma che sappiamo. Classifica allora, ok. Questa è la classifica. Va bene. Perfetto. 14esimi e 20esimi, molto bene. Dai, Antonov, però, porca troia. La crisi di Antonov, fioi. Ok, siamo al quarto giro su 30. Lui è le soft. Intanto teniamo strategia al massimo alta. Mi sembra positivo. Tredicesimo Antonov, 20, beh, 9 Vanan, qua arriverà ultimo per forza perché è da solo, poverino. Mancano 26 giri, 26 laps remaining, in inglese puro. Dai Antonov, spingi, brutto porco, dai. Undicesimo.
Bisogna fare i punti, bisogna fare i punti irridati qua, eh. La minimappa, ok. E questa è la classifica. Perfetto. Obiettivo mancato. Vabbè, per il momento non siamo ottavi. Ah, previsioni meteo. Ok. Oh no, pioggia in arrivo. Che figata, ragazzi. Ok, adesso arriva la pioggia. Controllato il circuito cantando per d'acqua. Ok, vabbè. Questo è come l'Android. Passare le gomme intermedie, vabbè, ma no adesso. Perché adesso? Che sport è ancora umido a basso. Ok. Allora, carburante. Ora vediamo. Qua abbiamo il carburante per 6 giri. A questo punto facciamo il pieno. Ok. Lotteremo. Ok, quindi 11 giri ancora, devo fare sicuramente un'altra, ne mancano 25. Componenti tutto regolare. Strategia pit stop. Vabbè, possiamo fare ancora sicura. Vai. Ma non capisco perché è già così. Ok. Va bene. Però con l'altro aspetto, però con Vanan. Guarda, guarda che bello però anche la resa grafica. Ciao, 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 ciao. La pioggia arriva, decimo è Antonov, Cristo santo. Però io non sarei mai andato ai box adesso, perché comunque il tracciato è ancora poco umido secondo me. Però vuole così il gioco, quindi accettiamolo. Dai fioi. Veloci però, veloci. Siamo decimi, vai Antonov, spacca il culo Antonov, dai cacchio. Bravo Antonov, no, no, molto bene Antonov, molto bene. Allora, qua mettiamo al massimo, al massimo. Ok. Adesso comincia a piovere forte, però attenzione, attenzione. Non è ancora io la rischio, però aspetto ancora, sinceramente. Le previsioni però danno schiarite. Con Vanan posso rischiare il cazzo e no, no, Antonov. Dai, stiamo partendo bene, qua però. Vanan viene sorpassato quarto, Antonov terzo. Stiamo calmi, fioi. Gran calma, Kume, gran calma. Terzo, Antonov. Si parte subito a bomba, signori. Vai, Antonov. Cazzo, sento già la pressione. Il Kume sente la pressione. Ok, modalità motore medio. Risparmiamo un po' di carburante, fioi. Risparmiamo il carburante, ragazzi. Sarà un po' lungo il primo video, ma fotte sega. Vanan qua 19esimo. Ok, l'animo sensibile, quindi questo c'è è esperto in DRS. Intelligente. Ok, adesso dipende da me il resto. Vanan è in crisi, volevo aspettare. È un rischio però. Però arriva il sole, fio, io non la rischio, non mi interessa. Dilemma. Ignora. Io rischio con Vanan. Terzo Antonov. Stiamo su Antonov chiaramente. Le gomme cominciano a consumarsi. E ora adesso pit stop. Allora, io rischio le intermedie. Opzioni carburante. Ok, 11 giri. Chiaramente ne deve fare un'altra. Solo di intermedie. Componenti. I componenti me li godo a cannone. ATG pit stop possiamo lasciare sicura. E ok. Ok, pit stop, perfetto. Molto bene. Vabbè, va comunque la gara andata perché è così, insomma. Antonov terzo. Ok, è arrivato il sole, adesso devo tenere assolutamente tengo le intermedie e il più possibile per poi cercare di arrivare in fondo, ma
è praticamente impossibile arrivare in fondo. Ok, dai Antonov, cazzo, raga. Vediamo le condizioni, come sta tutto. Tutto molto bene. Dai, siamo partiti bene, cazzo, speriamo bene. Scusate, ma sono troppo teso perché mi gasa troppo sto gioco. Allora, Antonov 8 secondi da Gerard. Ok. Sto cercando di mantenere il più possibile il carburante. Ok. E però spingiamo al massimo con le gomme che tanto tra un po' le cambiamo. Ok. Vai. L'importante è tenere il carburante. Buon ritmo di Antonov, signori. Vabbè, Vane neanche lo considero per il momento. Vedete, abbiamo un finlandese, chiaramente un russo. Che gioca anche in casa, oltretutto. 12° giro su 30. Ok, ormai sta arrivando. Tra un po' arriva il sole pieno. Ragazzi, il consumo delle gomme mi sembra veramente eccessivo. Vabbè, te l'ho detto io. Ok, allora qua attacchiamo un po' con Vanan. Volevo una donna però, cazzo. 12 su 30, mancano 18 laps. 18 giri. Antro stabilisce il miglior giro, fa i fastest lap, quindi per il momento possiamo ancora mantenere queste gomme. Però manca poco. Pit stop, adesso tra poco vado a fare il pit stop, devo ritardarlo il più possibile. Ok, pit stop, sosta ai box. Sosta ai box, andiamo con le intermedie. Poi potrei fare uno stint veloce. Giri stimati 11-13. No, io provo così, provo intermedie. Carburante. 11 giri, non ce la faccio, c'è niente da fare. 11 giri. Componenti tutti regolari, se già più di stop, teniamo sicura, non abbiamo bisogno di rischiare. Ok. Dopo mettiamo neutrale e media. E vediamo. Vai Antonov, vediamo da Vanen. Vanen proprio ultimissimo, proprio in crisi nera Vanen. Vananen, scusate. Ok, Antonov esce ancora terzo, signori. Oddio, Vanen non fare cagate, eh. Solo che siamo indietro, sì, il primo e il secondo sono in strafuga, purtroppo. Ok, siamo a metà gara, signori. Siamo a metà gara. Vorrei mantenere, vediamo se possiamo mantenere il carburante. Quanto abbiamo dal quarto? Aspetta un attimo, dal quarto, 3 secondi in realtà, quindi non siamo messi benissimo. Ok, carburante 6 giri, Vanane nel 19esimo, Antonov sempre terzo, signori. Sarà impossibile mantenere il carburante. Mi sta recuperando però, mi sta recuperando, allora possiamo andare così. Vai al massimo. Se no rischio troppo, signori. Si sta avvicinando tantissimo, purtroppo. Valdes, però anche le soft, le super soft Valdes. Le gomme si stanno consumando. Ignora, decido io quando andare, stronzo. Sarà molto pericoloso il Valdes per il podio. Dai, cazzo, dai, Antonov. Dura, le dura, le dura. Mettiamo alta e alta. Dai, Antonov, dai, Antonov. Ok, Vanen, pit stop. Mancano 12 laps. 12 laps. Ok, posso finire ancora soft. Carburante, non ce la posso fare. 11 giri e 67, ci do il consumo. Basso.
Ok, pit stop sicuro. Ok, e Vanen mettiamo strategia bassa. E qua il massimo, ce la dovrei fare con lui, teoricamente. Siamo su Antonov. Dai, Antonovino mio, regalami il terzo posto, cazzo, dal debutto, sembra una cosa clamorosa, fioi. Dai, cazzo, mi prendo anche i soldi, porca puttana. Velocizziamo un attimo. Attenzione perché? Ha qualche problemi? Speriamo, cazzo. C'è tensione, signori. 7 carburante, ok. E comunque un altro pit lo devo fare per forza. Posso attaccare al massimo allora con le gomme perché tanto un altro pit lo devo fare. Quindi non c'è alternativa. Vai Antonov. Dai che il carburante con Van Halen è mio. Che siamo proprio in Gerard non lo beccheremo mai, chiaramente. L'ultimo giro possiamo tentare, non so se possiamo tentare le super soft però l'ultimo giro, non sono convinto. Antonov è secondo intanto, Antonov è secondo, deve spingere come un porco adesso, eh. Vai Antonov. I componenti non mi devono tradire, fio, assolutamente, mi sto cagando addosso, la cosa è abbastanza ufficiale. Tanto ignoriamo, mancano 9 giri, 9 laps, ce la può fare Vanane con il carburante. Dai Antonov, 8 laps, il prossimo giro pit stop. Allora, 8 laps, 7-9. Andiamo con le super soft, teoricamente possiamo andare, opzioni carburante. Stiamo 9 giri, 17, 10, 11, abbondiamo per sicurezza. Lotteremo con Jean-Pierre Gardard, provisione prevista terzo. Perfetto. Componenti, tutto straregolare. Pit stop sicuro. Ok, vai Antonov. Vanen qua è tranquillo. 17% le gomme entra ai box, ti prego, entra veloce. Ho capito che le gomme al burro, ti prego, muoviti, bravo. 8 laps. Previsioni meteo. A posto. Dai, 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 terzi. Quarti siamo. Siamo quarti. Allora, calma un attimo. Calma un attimo. E allora, carburante in eccesso, carburante in eccesso. Quindi intanto teniamo così. Le gomme non posso mettere all'attacco, le metto così. Cazzo, però non me l'aspettavo questo. Abbiamo Beauchamp, tutti sono con le soft però. Speriamo, speriamo. Vai. Antonov al quarto posto ragazzi, speriamo che la strategia sia giusta, se no sono cazzi. Attenzione, attenzione. Aspetta un attimo. Van Hanen ha problemi, condizioni. Però non la rischio sinceramente. Vai. Stiamo prendendo il podio, signori, lo stiamo perdendo. Carburante ancora in eccesso. Mancano. Tra poco. Vai, 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 vai. Vai, Antonov, stai attento, però che sorpasso. Antonov terzo, signori. Antonov si riprende il podio con le super soft. Banane alle gomme finite, però. Voglio cambiare le gomme. Faccio quello che voglio io, non per il cazzo. Aspetta un attimo, dai. Tanto abbiamo un bel vantaggio. Il 19° posto teoricamente non lo perdiamo. Ok. Boh.
Allora, super soft. Carburante. Mettiamo per sicurezza. Condizione componenti, non cambiamo. Ok, vai. Qua possiamo mettere medio e il massimo. Ok. Torniamo su Antonov terzo posto. Il carburante ancora in eccesso. 4 giri alla fine. Ormai siamo molto dietro da Gerard, quindi neanche vado a rischiare sinceramente più di tanto. Ok, sosta e box completata. Ok. Attacco. Bene, qua alta. Perfetto. Antonov è sempre terzo, signori. Mancano 2 giri. Non, sinceramente non vado a rischiare altre cose. Le gomme sono andate però, eh. No! Porca puttana. Calma. Ai ai ai, qua rischio il podio. Eh sì. Lo rischio sì, signori. Non ci voglio credere. Che sfiga. Che sfiga. Non ci credo. All'ultimo giro. Problema intanto per Dembélé. Tutto il minimo messo. Sarà durissima finirla. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Perdo il podio così. Problema santo per Ine 60. Final lap. Final lap. 17esimo Van Anen. Grande Van Anen. Mamma mia che gioco, signori. Antonov, ti prego. Ah, come perdo il podio così? Marchetta è finito il carburante. Dai, cazzo, dai, quarto, ti prego. Anche Varane 17esimo non è male. Attenzione, problemi. Un po' per tutti. E si arriva a quarto. Yes, peccato però. Molto, molto peccato per il problema finale. Van Anen. 17esimo, chiude bene anche lui. Obiettivo sponsor raggiunto. Peccato per il podio, vince. Già. Molto bene. Molto, molto bene. Ok, madonna, questo gioco mi sta già gasando a livelli bestiali, eh. Questo è lo storico. Classifiche. Ci prendiamo 17 punti più 4. Molto bene. Scuderie, siamo sesti. E si gode. E si gode. Controllo auto. Non è nessuna regola infranta. Questa è una chicca, ragazzi, che poi infrange neanche le regole. Te lo godi. Che grandissimo Antonov. Me lo godo a bestia. Buono, buono, buono. Ritiro per Dembélé. Perfetto. Non ho mai visto nessuno peggio di Van Hanen. Ok, entusiasti di già. Ok, la poca ci leggeremo tutto con calma. Adesso il tutorial sarà facciamo un video di 72 anni. Buono, non mi aspettavo una partenza così. Non me l'aspettavo proprio. Non me l'aspettavo proprio. Veramente un giocone, signore. Questo lo onoreremo a sbrega. Ok. Ok, base operativa. Ci sono le panoramiche. Queste cose le conosco un po', ragazzi, perché comunque ho giocato con il gioco Android. Ok, felicissimo ragazzi. Ah, questa è la media. Ecco, diciamo che sono sotto media solo nel quartier generale. Vabbè. Quindi sarà una cosa da migliorare per sviluppare bene le cose. Ok, prossima gara, Monaco. Bene. In quel campionato costruttore è importante perché mi dà il denaro necessario per la stagione successiva, lo sappiamo. Per il momento non stiamo lavorando a nulla. Il tasto continuo è importante. Ok. Posta. Ok.
Allora, possiamo scorrerle così, queste ce le leggiamo con calma nel prossimo video. Ok, monoposto. Bella, vero, sì, il colore infatti insomma, non è bellissimo, però insomma dai, è un quarto posto, quasi podio, cazzo. Ok, l'auto è valutata in due diversi modi. Statistiche auto, ok, quando arriva un componente nuovo cambia, va bene. Ok, come decelerazione siamo un po' scarsi. Consumo gomme non bene, vabbè. Va bene. Rischia scoccare decidono alla fine di ogni stagione quando stabilissimo come sarà la nuova auto. Ok, nessuno progetta una nuova parte. Ok, allora cosa possiamo fare? Prossima gara cruciale. Aspetta un attimo. Puoi scegliere tra 6 componenti. Ok. Ogni gara favorisce le statistiche. Ok. Cambio. Devo annullare il cambio, va bene. Eh, Ok, prestazione, affidabilità. Ok, le prestazioni sono buone. L'affidabilità un po' meno. Ok. Allora direi di migliorare l'affidabilità. Ok, praticamente quando sviluppo il primo pezzo poi mi arriva un pezzo più forte per la volta dopo. Ok. Alcuni elementi mi danno la possibilità di infrangere le regole, quindi devo stare attento. Quindi se qua tipo c'è scritto rischio più 3%, rischio di avere una penalità. Ok, però accelerazione 10, affidabilità più 10. Però questo mi dà tutte e due le cose, cazzo. Sinceramente mi tengo questo. Buono. Vedi, e la prossima volta ho uno slot più forte. Vedi, dopo ho robe migliori. Ok. Ok, perfetto. Quindi per i prossimi sono accelerazioni più 30, accelerazioni più 40 durante le qualifiche. Perfetto. Devono essere la progettazione deve sostenere i costi, purtroppo. Beh, cioè, so. Ok, ricevuto. Conferma. Ok, 2 milioni e 7, perfetto. Ricevuto. Facciamo passare il tempo. Ok, Monaco tra 20 giorni. Qua ci sono delle gare, Yokohama però non penso siano le nostre. Perciò montiamolo, monta componenti. Ok, chiaramente la mettiamo sulla macchina di Antonov. Ok, nuovo. Vabbè, componenti auto 1, quindi Antonov. A quella viola, ok. Perfetto, quindi Antonov è la macchina nuova. Ok. Bene, lo splendido componente, ok, ricevuto prestazioni, viola, affidabilità, no, ok, è un po' più affidabile, vabbè, l'arancione, soddisfatto e soddisfatto. Ah no, ma adesso vedo, cazzo, ma una donna Merja Van Hanen, madonna che brutta, però bisogna cambiarla, Fioi, bisogna cambiarla assolutamente, eh. Allora, questo è il migliore, valutare chiaramente i pezzi migliori al nostro. Affidabilità, cambio, e vedi, è meno affidabile però. Ok, è meno affidabile il nostro.
Però è molto più potente. Ok, a posto. Sponsor. Vabbè raga, direi di chiudere qua intanto perché sennò poi dentro diventa lunghissimo. Fioi, sto gioco è una bomba. Spero di fare tanti video insieme a voi. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!